Un muro di legno, di alberi. Questa è una delle cataste, come vedete, immensa, che è stata formata con gli alberi schiantati dalla tempesta Vaia qui in altopiano e ora pronti a prendere la via del mercato. Si tratta di un enorme lavoro, lo vedete, letteralmente sembra infinito, che servirà per poter ripulire i boschi. C'è ancora molto da fare, ma questa, non c'è dubbio, è la strada. A Campomulo le cataste si susseguono a vista e il rumore delle seghe elettriche riempie la vallata. I camion passano spesso ma il lavoro non manca. D'altronde i segni del disastro d'autunno, ora che è estate, sono ben visibili e non si sta con le mani in mano. Abbiamo cominciato in molti comuni già la fase di esbosco, fase molto importante. Abbiamo cominciato, siamo intorno a un 10-15% del legnatico che c'è a terra. Abbiamo come obiettivo 2 anni per l'esbosco totale, quindi andiamo avanti nonostante che maggio sia stato un mese molto catastrofico per via del tempo, ha nevicato addirittura anche quest'anno a maggio, però ci prefiggiamo per 2 anni circa l'obiettivo di sistemare tutti i nostri boschi completando proprio la fase di esbosco. Inutile nascondere che resta ancora moltissimo lavoro da fare dopo la tempesta Vaia dietro di noi, è proprio un punto in cui c'è il limitare tra il bosco schiantato e quello ancora in piedi. Abbiamo circa una decina di ditte importanti che lavorano, che si sono aggiudicate i vari lotti in giro per l'altopiano. Poi a sua volta queste 10 ditte hanno subappaltato a loro squadre di subfornitori. Dopo la prima guerra mondiale, quando non c'era più un albero, si dovettero ripiantare ritmi serrati e la biodiversità non era un concetto dell'epoca. Così l'abete rosso divenne il re dell'altopiano. Non rimpiantumeremo dappertutto, su alcuni punti abbiamo visto che uno spazio aperto aprirà più pascoli, quindi più prati, più camminate, più bestiame e quindi cercheremo noi sindaci questa volta di determinare una linea che sia a favore del valore economico generale e non solo del semplice e mero albero da ripiantare. Per finire un appello, molti sentieri per un paio d'anni non saranno percorribili, ma molti altri, tra quelli più classici, sì. Quindi non avventurarsi proprio in quei boschi che in realtà sono cantieri. Questa è una regola da seguire per la propria sicurezza.